e gli mettono nella mano destra una carta. Inginocchiandosi dinanzi, lo scherniscono dicendo: «Salve, re dei Giudei!» Gli sputano sul volto e lo schiaffeggiano. Viene sospinto dinanzi a Pilato. Mal coperto da un cencio di porpora sbiadito, al quale il suo sangue restituisce il colore. Sul capo un'atroce corona a scavare con le sue spine nella carne viva, il volto tumefatto e irriconoscibile, il suo povero corpo striato di ferite grondanti sangue. Ecco l'uomo. Ve lo consegno. Poiché non trovo in lui nessun motivo di condanna. Crocifiggilo! 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 Pilato, forse per la ripugnanza di voler condannare un innocente, tenta di fare un ultimo tentativo, ricordando al popolo che è consuetudine fra i giudei che il governatore, in occasione della Pasqua, rilasci un detenuto in libertà. In quei giorni si trovava in carcere un famoso delinquente, ladro e assassino chiamato Barabba. Mi avete presentato quest'uomo come un sovvertitore del popolo, ma avendolo io interrogato dinanzi a voi, non ho trovato in lui nessuno dei motivi di reati di cui lo accusate per condannarlo a morte. Volete dunque che per la festa di Pasqua liberi Barabba, che è un ladro e un assassino, o Gesù il Nazareno, re dei Giudei? Volete dunque crocifiggere il vostro re? Io sono innocente del sangue di quest'uomo. Liberate Barabba. Sia crocifisso Gesù, re dei Giudei.
e lo adagia sul grembo dell'addolorata madre. Madre e figlio ammazzati!